Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Oggi vi propongo un contorno davvero squisito e leggerissimo: melenzane alla quaglia al forno. Per farlo ci occorrerà una melenzana che ho già lavato e messo nella teglia, dell'aglio, della mentuccia, del sale, dell'olio e dell'aceto di mele. Adesso andiamo ad infornare la nostra melenzana a 200 gradi, forno ventilato. Ecco qui come si presenta la nostra melenzana dopo mezz'ora di cottura in forno a 200 gradi. Adesso aspetteremo che si raffredda un po' e la andremo ad aprire. Dopo essersi raffreddato ho asportato la calotta superiore e l'ho divisa a metà. Dopo sono andata prima a tagliarla in senso orizzontale e poi anche in senso verticale, realizzando dei quadrotti. Adesso andiamo a condire con aglio, sale, olio, pepe, aceto di mele e menta fresca. E buon appetito!